sto dicendo tra me e te non c'è collaborazione, quindi non ti rigirare la frittata, Luca, non ti rigirare la frittata. Ragazzi, chiedo scusa, da domani Elena girerà con l'acqua santa per la casa. Va bene, Luca, e ci bagnerà tutti quanti Luca, tutto il evita di giorno. parlare, dai, Chiedo stai scusa. zitto. Chiedo scusa. Dai, Luca, almeno abbi la decenza di non sparare. Almeno abbi la decenza, perché tu con che faccia mi vieni a dire ah no, perché tu li posi solo, ma se vieni tu ogni volta e mi fai così, va bene? Io li lavo, tu li posi, allora che tu vuoi? E allora che tu vuoi ti sto dicendo? Che Croce Rossa, dal momento in cui abbiamo questi che si chiamano microfoni e queste si chiamano telecamere. Infatti dai, facciamo vedere quante volte tu mi dici va bene dai, lavoro di squadra, io li lavo, tu li posi, allora che vuoi? Okay, vediamo quante volte io ci sto un'ora e tu mi dici no perché ho imparato la tecnica, sono da 4 mesi qua, perché ogni volta ci sto un'ora a lavare i piatti, un'ora ci sto perché io li lavo bene i piatti. Vediamo chi ha fatto di più. Vediamo chi ha fatto di più. Vediamo quando io toglio le bottine e tu ti bevi il tisanino. Vediamo tutto, valutiamo tutto. Ora il tisanino, senza che ora il tisanino. La cosa è che non lo fate insieme e quindi vi troverete perché io lo devo andare a chiamare, quando lo dico due volte. Non starete più quante persone, Luca, da domani chiamiamo un frate che viene a portarci l'acqua santa per con una Elena, cosa sì, e lei bagnerà tutta quanta. Dai, sicuro che nel turno insieme non ci state. Non ci possiamo stare, ma io Avi che lo dico. Non si può. L'acqua santa ora, va bene, perché non sa che dire. Posso parlare? Mi ascoltate? Secondo me non è tanto solo l'aiutare gli altri, ma è come fate le cose. Esatto. Perché i piatti si devono fare o assieme oppure avete in testa esattamente come fare. Perché non si può arrivare, io lo faccio al pomeriggio e tu la fai la sera, quando magari... Cioè, la sera ci sono 9.000 piatti e c'è una persona da sola a farlo. E tu mi posi le cose perché Luca non c'è. Non è, a prescindere dall'esempio di questo qua. Dai Luca, stai zitto, dai, non parlare che è meglio, Luca, stai zitto. Fino in mo' non ti ci ho mandato perché c'ho rispetto. Fino in mo' non ti ci ho mandato infatti si è visto fino a ora il rispetto che hai avuto nei miei confronti. Non mi parlare di rispetto, Luca, non mi parlare tu di rispetto a me, non mi parlare di rispetto. Perché dovrei uscire le cose da tanto tempo a questa parte, non mi parlare di rispetto. Vai. L'altro giorno stavo togliendo io tutto da mezzo, lei stava col tisanino in mano e oggi deve fare così perché si deve parare il poi c'ha l'amichetto e c'ha l'amichetta che lo difendono. C'è l'amichetto e l'amichetta che lo difendono. Tanto fidati che ci sarò pure io. Fidati che ci sarò pure io. Non è importante che ci sei tu, cioè l'importante è che... Vabbè, cioè non è che siccome ci sei tu vale di meno, adesso ci siamo io e te ancora, vecchio. Rudy Pettinelli fuori dai... cioè mi manda proprio a casa, mi manda. No amor, cioè veramente, guarda, veramente. Cioè, quante volte tu è venuta Nicole, è venuto Alex a aiutarmi, lui non mi ha aiutato, ha il coraggio, da lui c'è mai andato nessuno? Però io mi devo stare zitta, giusto? Perché con lui ci posso solo litigare e basta. Bravo, basta. Ehi. Giuro, amo un nervoso che non si può capire, te lo giuro, come mi fa salire il nervoso questa persona che ha il coraggio pure di parlarmi di rispetto, che lasciamo stare, guarda, veramente lasciamo stare, io mi sto zitta perché sono buona per la storia dello zucchero di p***a nel pepe lo zucchero, perché io sono buona e mi sto sempre zitta, e quante volte perché non chiami Luca, perché non ti fai aiutare dagli altri o no, perché mi pare brutto, perché mi pare male, perché non chiami Luca, perché mi sembra che ci devo andare 20.000 volte, aspetti, per il devo essere presa che tu mi dici perché io li lavo e tu li posi, cioè ma tu sei fuori? Ma tu sei fuori che ogni volta vieni da me a dirmi tu lavali, poi li poso io li devo posare, ma sfatti, cioè il danno è pure la beffa, cioè ma in che senso? È dovuto venire Alex da me a aiutarmi a posare le cose e lui ha il coraggio di dirmi, di farmi tutta quella ramanzina del perché se ne deve uscire pulita e si esce la storia del guardiamo le stanze, ma che vuol dire? Allora, ieri ho passato io l'aspirapolvere, magari che ti posso dire, tu non dai una mano della stanza, ma dai una mano enorme in cucina. Vabbè, fa niente, tanto a prescindere da quello che pensi, quello che vi siete detti, penso che la discussione sia finita con la tua ragione, a prescindere. Cioè, quindi io non entro nel merito di niente, non dico niente, non dico chi ha ragione e chi ha torto, però a prescindere da come si è instaurata la cosa, la ragione è tua, a prescindere.
Quindi è inutile che ti No, ti capito, alteri perché, ancora di più. perché non posso avere un dialogo. Se io provo ad avere un dialogo con Luca, non ce la faccio e questa cosa mi fa innervosire, perché poi come finisce che litighiamo? Cioè o litighiamo. Perché con Luca io ci vado. Luca, dobbiamo fare i piatti. Sì, ma ogni volta devo venire io. Poi certo che mi stufo e le persone vengono da me perché è venuta Nicole, sei venuta tu, è venuto Cristiano, è venuta Serena. Sono venute le persone da me a dirmi ogni volta: ma perché non chiami Luca? Grazie a perché dopo un po' mi rompi e devo andare sempre da lui a chiedergli. Poi Luigi mi fa: perché non ti cambiavi? Perché mi pare male? Perché poi lo vedete come reagisce. Ma mi ascolti Cioè, un attimo, no, tu veramente, guarda. non voglio dire che hai ragione, ma Mamma è vero, per mia, quelle volte che ti ho chiamato io ho visto che ti hanno chiamato gli altri, quindi tu sai, devi stare tranquilli, i filmati ci sono perché ci saranno, se si vede che comunque sì, ma se perché dovesse mi dà uscire fastidio, qualcosa. lo sai che cosa? Il fatto che cioè può sembrare una cosa stupida, ma il fatto che ci sia collaborazione è meglio, perché io mi secco a fare i piatti, la mettermi da sola e poi devo ma è chiamare ovvio Luca. che la No, collaborazione perché è magari io me la devo prendere nel per la cosa dei pavimenti, ma perché grazie a cioè ogni volta devo fare le cose con Luca. Luca, ordine generale, Luca, facciamo quello. E i pavimenti non li abbiamo fatti assieme perché lui sta facendo quello, io ero tornata là, stavo facendo quello. Non mi passa pure la voglia, che manco ci penso, che a volte mi devono, è vero che mi devono chiamare. Nicole quante volte mi chiama a dirmi: devi svuotare la lavastoviglie, ma perché? Luca non ci pensa, perché figurati proprio, ciao, chi si è visto, mi devo alzare io ogni volta e devo chiamare Luca. Lui l'avrà fatto una volta che mi ha chiamato, una sola volta. Non lo so. No, amo, Ma infatti ora non state più insieme, ma perché la collaborazione è tutto. È un mese che non sopporto i suoi atteggiamenti, proprio oggi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già che è un mese che proprio mi sta sul c***o per i suoi atteggiamenti di che ha nei miei confronti. Oh, l'importante è che mi hanno cambiato da lui, perché proprio non posso avere un dialogo io con questa persona. Da quando sono entrata qua, proprio non posso avere rapporto, dialogo, non posso avere nulla con questa persona, è meglio così. Dai, mo Elena si sta facendo il pianto così che non esce lei come... Dai, ma di che stiamo parlando, dai? Ma per favore, io di sentirmi dire le fantasie mi sono rotto il... Ho capito. so pure perché, capito? Cioè, se arrivarsi a inventare certe fantasie... Mi ha chiamato 2 volte in croce, 2 volte mi ha chiamato, mi credi, l'ho chiamata sempre io, Io ho visto le volte in cui l'hai chiamata tu e le volte in cui lei ti ha chiamato. Non c'era ordine fatto bene quando c'eravate voi due, perché non eravate coordinati. insieme. Ascoltami, se io sono con una persona, prima sfogo con un'altra e non c'entra un e con l'altra persona parlo. Non è che inizio a fare la pazzia e tanto ci avrò l'amichetta che mi difende, che dice non è vero, e si va a fare il piantino di là. A me queste cose a vittima mi stanno sul perché Ma che vuoi da quella morse cosminata insieme, no, o se l'è venuta a piangere? Perché? L'ho vista più che perché vera. sto vittimismo mi sta sul Dammi le mani, respira, basta. Non è, cioè, ti serve a qualcosa parlare adesso ancora di lui e buttare... Questa proprio è l'ennesima conferma della persona che è. Con voi può essere tutto quello che... Con me è sempre stata un'altra persona. Con me è sempre stata un'altra persona, Luca. Con me è sempre comportato di me e si è riconfermato qua per l'ennesima volta. Però ogni volta, per ogni cosa devo passare per la pazza della situazione, per la persona di me. Non lo sei, amo. E lo sai, non c'è bisogno neanche che te lo dico io. Non lo sei. Parole sul letto. Perché poi sembrano... No, Luca, guarda, allora intanto moderi i termini se mi devi parlare. In questo momento non ti voglio parlare. Non mi devi guardare, devi uscire dalla stanza, perché te lo giuro, come hai fatto oggi. Mamma mia, cioè veramente, già sono nervosa per le mie cose. Mi manca lui. Lui mi manca. Però no, te lo giuro, cioè dal proprio... momento in cui una persona, guarda come ti sto parlando. Mamma mia. No, ma io lo so, ma lei non riesce a parlarti questo Ora si è calmato. Vabbè, L'acqua sto parlando santa, ora improvvisamente si è calmato. Prima mi butta la Ma e hai fatto poi tutto tu. Basta, ecco perché ti dico non si può parlare, perché tanto poi parte. Dal momento in cui è capitato, da quando è entrata, tante volte che io andassi a dirgli: oh, guarda là che ci sta, dai, vieni con me. Tante volte è capitato, però io non sono così bimbo da arrivare a dirgli questo. Però la cosa Facciamo una cosa. Aspetta, fallo finire Solo che noi non possiamo capirlo. Cioè è una cosa che devi vedere tu e lei. Perché tipo ma tu me lo è spieghi in un modo, io È impossibile. me lo spiega È lei e impossibile. io vedo un'altra cosa. No, guarda, amo, veramente, non posso andare nella stanza soltanto perché c'è Luca e in questo momento mi deve stare lontano 10 chilometri. Ah, ma hai proprio tirato fuori Ti il giuro, fuoco, come mi fa impazzire lui, nessuno al mondo, te lo giuro. Come mi fa diventare pazza lui, nessuno al mondo.